Quando è vuoto appare come un'immensa distesa verde. Oggi invece è così, riempito per metà della sua capienza. Si tratta del bacino di laminazione di Montebello Vicentino, il più antico realizzato in Veneto, che come altri ha permesso di contenere e svuotare le piene dei fiumi di questi giorni. Sì, è stato riempito per un 3,5 milioni di metri cubi su un totale di 6, quindi c'è ancora capienza, serve a mettere in sicurezza le aree a sud di Montebello, quindi zone del Veronese e del Padovano. Come vedete, il bacino in questo momento di laminazione contiene ancora praticamente la quasi totalità dell'acqua, perché si vede c'è stato un piccolo sversamento, o meglio fuoriuscita, è stato fatto fuoriuscire l'acqua tramite il nostro Rio Acquetta. Al momento il Rio Acquetta è chiuso, molto probabilmente perché sussiste ancora il pericolo di allagamento nelle zone del Padovano. Bacino di Montebello che serve a mettere in sicurezza il corso del torrente Gua e che sarà ampliato. Sarà realizzato un argine a divisione dei due bacini, di due futuri bacini, perché non avremo più un vero e proprio bacino di laminazione, ma ne avremo due, ne avremo uno a servizio del fiume Gua, che è già esistente, e un altro del torrente Chiampo, interconnessi. Bacini di laminazione che hanno salvato le città dalle piene dei fiumi, basti pensare a quello di Caldogno, di cui vediamo l'animazione che ne mostra il funzionamento. Quello di Caldogno, che qui si vede dalle immagini catturate durante il sorvolo effettuato dall'elicottero dei carabinieri, insieme a quello dell'Orolo, aperti durante l'emergenza, hanno raccolto complessivamente 1.600.000 metri cubi d'acqua che altrimenti si sarebbero riversati su Vicenza.